Un momento di grande solidarietà degli imprenditori del territorio per chi si occupa di sostenere gli affetti d'Alzheimer. Sì, oggi è un giorno molto importante per la nostra associazione, abbiamo raggiunto un importante traguardo che è quello di avere un mezzo, ma non è solo il fatto che ci sia stato donato il mezzo, è il significato che vogliamo dare a questa iniziativa e a questo progetto che finalmente si è realizzato, proprio per la sensibilità che è stata dimostrata nei confronti delle persone fragili, e questa oggi è la nostra gioia e la nostra soddisfazione, non solo avere il mezzo ma aver avuto da parte della collettività questo segno, questo riconoscimento che la nostra attività a sostegno delle famiglie, a sostegno dei malati di Alzheimer è veramente utile, e questo riconoscimento ci riempie davvero di gioia. Quale ausilio potrà dare alla vostra attività la possibilità di un mezzo disponibile? Noi avevamo già un servizio attivo di trasporto degli utenti malati dal loro domicilio all'associazione, però questo ci consente, con un mezzo attrezzato, con una sedia a rotelle, di avere una facilità ulteriore, perché alcuni soggetti avevano proprio difficoltà ad entrare in un mezzo che non era supportato così adeguatamente, e quindi questo ci consente di dare un servizio migliore e utile alle famiglie. Volevo sottolineare proprio l'importanza oggi di questa giornata, in quanto la consegna del veicolo di trasporto non è semplicemente il simbolo di un trasporto fisico, ma è il simbolo di un'autonomia sociale che viene a raggiungere la famiglia quando attraverso questo veicolo portano le persone al di fuori della loro casa che oggi all'interno di una sanità denominata senz'anima sembra che stia diventando una prigionia dell'emotività della famiglia, invece che un luogo di protezione. Quindi io faccio un invito a nome di tutta l'associazione, di tutti i componenti del direttivo e a livello personale alle famiglie di vincere quel retaggio culturale che non ci permette di uscire dall'esterno per uno stigma che ancora oggi è vivo. Quindi insieme, istituzioni, famiglia, associazioni, possiamo fare la differenza, perché da soli rimaniamo in una solitudine che è alla base dell'emarginazione ed è alla base della mancanza di relazioni che oggi sono quelli che guidano la famiglia. Quindi mi rivolgo a tutte le famiglie, alla signora Maria, a Giuseppe, a tutti quanti, per dire: uscite dal vostro retaggio culturale e insieme ce la potremo fare. Gianfranco Iannuzzo presente ad un grande momento di solidarietà che testimonia un territorio presente anche verso chi ha bisogno. E come puoi immaginare, noi ci conosciamo bene, io apprezzo le tue qualità straordinarie, sai bene quanto io sia sensibile a questa caratteristica particolare dei giurgentani. Questa è una cosa molto agrigentina, siciliana in generale, l'accoglienza, la grande attenzione nei confronti dei più deboli, in questo caso dei malati, delle persone che hanno problemi serissimi che non riguardano soltanto i malati, riguardano i familiari dei malati, perché l'Alzheimer è proprio una brutta bestia, una malattia infida. All'inizio chi ne è colpito si rende conto fino a un certo punto, ma sono i genitori, i figli, i parenti che devono stare vicino a queste persone e le devono accudire in tutto e per tutto. Quindi il fatto che adesso, per esempio, l'occasione è stata meravigliosa dell'attribuzione a questa magnifica, meritoria associazione agrigentina contro l'Alzheimer di un pulmino attrezzato, quindi potranno questi volontari potranno andare a casa di questi signori, prenderli, c'è una pedana elevatrice che consentirà anche l'uso, la possibilità di far entrare una carrozzina, insomma una cosa che ti inorgoglisce di essere agrigentino, e quindi quando hanno pensato a me per essere presente ho accettato di buon grado, ovviamente. Sindaco, oggi il territorio dimostra una grande attenzione verso i più deboli, verso coloro che hanno necessità di supporti e che vengono dal volontariato in questo caso. C'è in questa nostra città un mondo che sembra sommerso, cioè che si muove a fari spenti nel silenzio, ma che fa accadere buone cose. Questa associazione svolge un'azione in città che è straordinaria, aggredendo un'area di disagio molto particolare
che purtroppo non si relega solamente in una fascia d'età oramai solo molto avanzata, ma in fasce d'età non avanzatissime, e svolgere un'attività così come fanno loro, di vicinanza, di prossimità alle famiglie, è un ruolo che certamente le strutture istituzionalmente costituite non riescono a fare con la stessa carica d'amore. Assessore Riolo, oggi un importante impegno da parte del territorio per donare questo pulmino all'associazione Alzheimer, e comunque c'è un lavoro dietro tutto questo che anche il Comune sostiene, perché l'assessorato alla solidarietà sociale ha tutta una serie di adempimenti. Quali sono? Come operate? Allora, intanto volevo dire che oggi per me è veramente un momento di grande gioia, perché diciamo, completiamo un percorso che abbiamo iniziato già tanto tempo fa, circa un anno fa, e che è iniziato diciamo, proprio per la necessità che avvertivamo di dare dei servizi alle persone con gravi difficoltà, con gravi fragilità. Purtroppo non l'abbiamo potuto realizzare all'interno del Comune, e allora abbiamo preferito diciamo, dare la possibilità alle associazioni direttamente di poter usufruire di questo servizio. Io allora cominciai con il reperire queste aziende che facevano questo tipo di servizio, cioè fornivano questi autoveicoli in comodato d'uso, e poi sono state contattate direttamente in questo caso da questa associazione che si occupa di Alzheimer, e oggi si conclude questo primo percorso. Io vorrei sottolineare il fatto che loro hanno avuto all'inizio grosse difficoltà con le aziende, con gli imprenditori, perché ovviamente Agrigento giustamente ha mostrato un po' di diffidenza in questo, e hanno faticato un pochino per convincere gli imprenditori a fornire le inserzioni pubblicitarie. Oggi si materializza quello per il quale loro hanno aderito, e cioè c'è materialmente questo veicolo, e questo deve essere di stimolo, perché non ci vogliamo fermare qua. Questo deve essere di stimolo per tanti altri imprenditori per fare la stessa cosa. C'è già un'altra associazione che ha chiesto la stessa cosa, e quindi la possibilità di avere un pulmino per accompagnare pazienti con patologie oncologiche, e quindi diciamo, questo è un giusto stimolo per tutti per ancora donare e dare la possibilità a questi altri volontari di poter espletare il loro mandato. Ecco. Oggi quindi per me personalmente si chiude un primo capitolo, diciamo, in maniera veramente molto bella e molto significativa.